vino lo fai in campagna, non lo fai in cantina. Questo è il sogno di una vita. Ciao ragazzi, la storia che vi racconto oggi parte da Calavino di Madruzzo, un piccolo paese nella Valle dei Laghi in Trentino. Siamo poco lontani dal lago di Toblino dove nasce il vino santo, una terra ricca di storia, di magia, di amenità. Ma non è del vino che voglio parlarvi delle origini del vino, perché c'è una famiglia qui a Calavino che da più di 60 anni produce quelle che potrei definire le basi, le origini dei vini di qualità trentini, ma non solo. Perché il vino arriva dall'uva e l'uva arriva dalla vite. E la vite da dove arriva? Ed è proprio su questo che la famiglia Ricci ha scritto e continua a scrivere una storia importante, perché loro sono produttori di barbatelle. Quali sono le varietà che coltivate? Ma noi produciamo principalmente varietà internazionali che vanno bene sia in Trentino, Veneto, principalmente Nord Italia, tipo Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Grigio, dopo le varietà aromatiche trentine, tipo Traminer aromatico, varietà autoctone trentine e non per ultimo in questi anni si fanno anche varietà resistenti alle principali malattie fungine, Pronospora e Oidio, e varietà resistenti alla butrite. Partiamo dai porti innesti, dalle gemme. La lavorazione dura un anno, per fare una pianta serve un anno, e parti dai studi pezzetti di legno e durante l'anno vedi tutta l'evoluzione della pianta, fino arrivando a una pianta finita al mese di novembre. Qual è la differenza tra un vivaista e un altro allora? Questa è una risposta che forse io non posso dare. E ogni vivaista ha il suo mercato, in base al suo mercato deve fare un tipo di pianta e quindi noi ci rivolgiamo principalmente ai piccoli viticoltori che sono quelli che le piante le guardano e riguardano e cercano una certa qualità. Anche voi le guardate e le riguardate? Noi in un anno una pianta prima che sia finita, che sia completata, la prendiamo in mano circa 20 volte, quindi la guardiamo 1000 volte in una stagione. È questo che può fare la differenza allora? Può essere questo, sì. L'azienda si trova a Calavino, nelle immediate vicinanze della Valle dei Laghi, qui in Trentino. Ma io Walter l'ho incontrato a Erbè. Sapete perché? Perché lui aveva bisogno di una certa estensione per le sue barbattelle, cosa che qui in questo comprensorio montano difficilmente si può reperire. E poi nella pianura veronese c'è una assenza sostanzialmente di vigneti e questo per le condizioni fitosanitarie è una condizione ideale. Tutto questo quindi gli ha suggerito a lui e alla sua famiglia di trasferirsi per la produzione nella provincia di Verona. Il ciclo di produzione delle barbatelle dura un anno intero, caratterizzato da diversi momenti nei quali Walter è veramente chiamato ad esprimere tutta la sua esperienza. Il primo momento è quello della raccolta e della selezione dal selvatico. Per chi non lo conosce, è una sorta di arbusto lungo che rappresenta la base di partenza dell'attività di produzione delle barbatelle. Perché si chiama selvatico? Si chiama selvatico perché questa è una pianta che non fa uva, fa solo foglie e è una pianta americana che nel nostro caso viene utilizzata perché a metà degli anni 800 i vigneti europei furono contagiati dalla fillossera che praticamente faceva morire la pianta. Si è capito dopo quasi 50 anni che innestando la vite europea, un Chardonnay, un Merlot, un Pinot Grigio sul portainnesto americano, la pianta sopravvive, quindi era un metodo di lotta biologica ancora di allora. Quando arriva l'inverno si procede alla raccolta delle gemme, mentre si fa la potatura del vigneto, si raccolgono i germogli che servono dopo per andare a formare la nuova barbatella, che è innestata sul portainnesto, sul selvatico. Quello che abbiamo appena visto? Quello che abbiamo appena visto.
va a formare la futura piantina. Queste vengono tagliate nel periodo invernale, lasciando la gemma, che dopo da questa partirà la nuova pianta e andrà a formare la barbatella. In inverno si fanno gli innesti che serviranno ovviamente per definire le tipologie di vigneto e quindi di vino che nasceranno. In primavera c'è la piantumazione, in estate c'è la cura sul campo, poi in autunno, in questo periodo, c'è lo sterro, ovvero l'estirpo delle barbatelle, che poi vengono portate qui, nel laboratorio, dove una ad una, vengono portate al confezionamento. La prima cosa si prende la barbatella e si prova a vedere se c'è la tratta radicale di olio per essere commercializzata. Tutta la parte sotto deve essere tutto intorno, si dice la corona della radice, e dopo si controlla se il punto di innesto, dove è stato innestato sul selvatico la gemma della varietà, in questo caso del Chardonnay, è salata bene. Si fa questa prova per vedere se è tutto a posto. Dopodiché Si passa alla potatura a 2 gemme della pianta, in modo che dopo, quando viene piantata nel futuro vigneto, cresca più dritta possibile la pianta. La fase dopo è la raffinatura della pianta, si mette nella cera in modo che fa da protezione per quando si andrà con subito raffreddamento in acqua, quando si andrà a piantare nel vigneto, che non perda l'umidità. Finita questa fase si procede alla punta dei marchi della 25, l'etichettatura, come si vede da questa, è praticamente il passaporto della pianta con tutta la tracciabilità della pianta. fare le barbatelle non è un lavoro che potremmo definire appariscente. Ma questo non vuol dire che dietro ci sia un'attività attenta, minuziosa, fatta di tanti particolari che presuppongono una grande esperienza, come quella che Walter, ad esempio, ha ereditato da Papa Lidio, oppure come quella che Marianna ha acquisito condividendo con Walter, suo marito, quella che poi si è rivelata essere la realizzazione di un sogno. Si è partiti con poco, tutto il resto lo stanno costruendo insieme. Questo sogno è il frutto di tanti sacrifici fatti da Walter, dalla sua famiglia e poi anche da noi, perché noi siamo sposati da 15 anni e in questo lasso di tempo abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto anche le formichine, no? Abbiamo anche risparmiato tanto per poter costruire un progetto comune, insomma, che avevamo, no? E Perché crederci, Marianna? Ma anche tu, Walter, perché crederci? perché la vita è fatta di sogni, no? E quindi se non hai un obiettivo non c'è uno scopo da raggiungere e quindi vivi tutto con più facilità. Se ti prefiggi un qualcosa poi e riesci a ottenerlo, se fatto con sacrificio, con comunque dedizione, è tutto più bello, no? Senti di doverlo ringraziare, papà? Ma senza il mio papà non avrei iniziato un'attività così, non avrei portato avanti, un'attività così, perché è un'attività complicatissima, che magari da fuori uno non si rende conto, ma è stato avere il papà vicino per tanti anni e tuttora, anche se classe 35 ce l'ho ancora a fianco, e è stato quello che mi ha dato la spinta e l'aiuto nei momenti di difficoltà, perché ci sono anche quelli da andare avanti. Arrivare qui è stato tanto, perché comunque questo cammino è stato ricco di soddisfazioni, di impegno e quindi questo è un piccolo punto di arrivo. L'azienda in questi anni si è un po' ampliata, proprio di così non si amplierà più per una scelta nostra, perché la nostra azienda è un'azienda familiare e ci tengo proprio a sottolinearlo, familiare con la S maiuscola anche, perché questa realtà a noi piace. Noi abbiamo 4 dipendenti che fondamentalmente fanno parte della nostra famiglia e vogliamo che sia così. E con che cosa festeggiamo questo sogno? Guarda Stefano, io sto tagliando il felpe della nonna Sandra. La nonna Sandra, allora non si discute. E poi i canestrelli di mezzanotte. Ma sai perché? Perché sono stati fatti questa notte a mezzanotte. Li fatti tu? Certo,
Ma La notte mica si dorme, O quanto sento fortunato, Walter? Allora, non so quanto, però se metto anche del mio e brindiamo con un buon bicchiere di vino santo della cantina di Turbino, di cui noi siamo orgogliosamente soci e confrettori. Adesso questa è la terra del vino santo, per cui buon pro ci faccia. Grazie per la vostra testimonianza. Facciamo un cin, guardate che colore che ha questo vino santo, bellissimo, però adesso mi tastare i canestrali di mezzanotte, prima che Walter mi mangia tutti. Va bene? Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Cin. Un po' a distanza, ma stiamo attenti. Salute.